subito con quel 2, anche lei del rosso opposto, adagio entrare, adagio su dritti, adagio e su dritti, adagio, Manfredini vada più su a girare. Pronti? 1, 2, 3. Allora sbaglia subito Resolemato, mentre in vantaggio si porta Topola OP, sbaglia anche Zivelino Abi. Numero 4 Resolemato squalificato. E quindi al largo ora ci prova Zico, che è partito molto bene dal secondo nastro. In seconda posizione intanto è andato il numero 3 Udet Jet. E così all'attacco della dritta delle tribune Zico va subito all'attacco di Topola OP, due che erano più attesi, Topola e Zico alle prese. In posizione di rincastro si mantiene Udet Jet e ne scaturiscono 400 metri molto veloci, 29,3 con partenza da fermo, e su pista sicuramente allentata per la pioggia che sta cadendo ora in maniera abbastanza copiosa. Ora Zico si è ritratto ed è a lato di Udet Jet, più indietro Zamora Font, in quarta posizione lungo la corda, mentre Zico rimane per corsie esterne, ma ora naturalmente rinunciato ad attaccare, se ne va in chilometri in 1:15,1 e al secondo passaggio davanti alle tribune sempre Topola OP a condurre nei confronti di Udet Jet, all'esterno Zico che si trascina Boys Going In, poi al largo ora anche Zamora Font, lungo la corda invece Orfeo Jet che lascia in coda Zaccheo del Ronco. Poco più di 600 alla conclusione, con Topola OP che continua a comandare. In seconda posizione si mantiene Udet Jet, all'esterno Zico, poi anche Boys Going In, Zamora Font. Siamo ora a 400 dalla conclusione, Topola OP non si lascia avvicinare per il momento, Udet Jet rimane lì incollata alla schiena, Zico cala, tenta Zamora Font di avanzare e siamo a metà della curva conclusiva con in piena accelerazione Topola OP, ma avanza molto deciso Zamora Font. Poi Udet Jet lungo la corda che cerca di lanciarsi all'interno, finale con Topola OP che allunga ancora per vincere nettamente. Secondo posto che va a Zamora Font che sul palo piega Udet Jet, 1:14,7 sul doppio chilometro, e Thomas Manfredini merita sicuramente questa vittoria dopo il primo e il secondo posto ottenuti nelle due batterie. Ha scelto bene, ha scelto Topola OP e ora vedete alza il braccio al cielo, frusta in alto per questa vittoria che è la prima di Thomas Manfredini nell'albo d'oro del trofeo Anna Maria Grassi, il 2021. Il trofeo è andato quindi a Thomas Manfredini. La vittoria a una Topola OP decisamente molto tonica, che ha replicato a tutti gli attacchi di Zico nella prima parte della gara e poi si è allontanata per vincere agevolmente, allievo di Chiara Nardo che a 9 anni continua a correre bene in questo tipo di corse, in questi schemi. Primo piano ancora tutto per Thomas Manfredini e Topola OP.